Abbiamo deliberato, a breve faremo un bando per l'assegnazione attraverso titoli di 25 autorizzazioni per quelli che sono definiti i risciò. Si tratta di una mobilità sostenibile che può essere un valore aggiunto per il nostro turismo. Sulla costa veneziana l'estate 2019 non è stata di quelle da incorniciare per presenze turistiche, ma il comparto rimane comunque un punto di forza enorme nell'economia del territorio. Per mantenere o ampliare i numeri occorre però anche aggiornare e ampliare l'offerta. Che oggi è già una località con 1.400.000 presenze, riteniamo meritevole offrire ai nostri turisti, ai nostri soggiornanti un ulteriore servizio in favore di una sostenibilità ambientale con una minor riduzione del CO2 e anche un'opportunità per apprezzare al meglio la nostra località. Un'altra novità che sarà introdotta a breve riguarda una possibilità finora inedita dedicata alle coppie che intendano coronare la propria unione in modo suggestivo. Abbiamo individuato con l'approvazione nell'ultimo Consiglio Comunale delle sedi, che faremo anche in questo caso una selezione di chi vorrà partecipare, delle strutture che vorranno partecipare, e c'è l'opportunità di fare i matrimoni civili e unioni civili anche sul litorale, quindi con uno scenario totalmente diverso da quello riservato attualmente della sala consigliare o la sala lampadari del Palazzo Municipale.